Dal mio punto di vista la reintroduzione delle province in una forma così legata al passato non ha senso nel 2026, soprattutto alla luce di tutti quei soggetti e quelle possibilità offerte dalla legislazione comunitaria anche a sostegno della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, che potrebbero essere appunto considerati quali gruppi europei di cooperazione territoriale OGECT anche in una legge che riorganizza gli enti locali o che comunque individua enti di secondo livello all'interno del territorio regionale. Io credo che l'istituzione nuova delle province, così come proposta in questo momento dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale, non riflette quelle che sono le reali esigenze del territorio. Stiamo tornando ad un ente sostanzialmente di 10 anni fa con quelle 3 competenze e non c'è chiarezza in questo momento di quello che si andrà a costruire, per cui bisogna parlare più di funzioni e meno forse di poltrone. Questa poteva essere l'occasione, visto che la Regione ha la competenza primaria, essendo una Regione a statuto speciale, per affrontare senza patemi d'animo un discorso di riforma complessiva sugli enti locali. È chiaro che siamo giunti a fine legislatura e nessuno ha coraggio di aprire, chi governa, un discorso a 360 gradi. Però è intollerabile che in questa regione continui ad esserci su 275 comuni, più della metà comuni sotto i 5.000 abitanti, e di questi 155, 57 sono addirittura sotto i 1.000 abitanti. Non riescono a spendere le risorse, questo è un danno per gli abitanti e questo giustifica anche l'abbandono delle zone montane, no? Perché non si riescono a produrre quei servizi essenziali che andrebbero a favorire un insediamento o la permanenza degli insediamenti abitativi. Quindi stiamo perdendo un'occasione d'oro. Io spero che questi problemi entrino con forza nella campagna elettorale per rinnovo della Regione e che le forze che si candidano a governare abbiano il coraggio di squarciare il velo e raccontare la verità fino in fondo. C'è bisogno di una profonda riforma che riguarda tutti gli enti locali, dalle comuni, province e della Regione stessa, che non può essere quell'apparato gigantesco che non solo fa programma e pianificazione, che sarebbe tutto da discutere, ma continua a gestire contributi ridicoli che non sono di sua specialità.